Bandiere a mezz'asta a Vicenza e moltissimi comuni del Vicentino, così le amministrazioni comunali di Vicenza e di molti altri comuni hanno voluto esprimere il proprio cordoglio per Alessandra e Rita, 21 e 31 anni, vittime di femminicidio. A Val di Molino, frazione di Montecchio Maggiore, i residenti sono attoniti. La tragedia che ha visto la morte violenta di una giovane mamma, Alessandra Zorzin, 21 anni, ha colpito la piccola comunità. Ma si aspettava una cosa del No, genere? sinceramente no. Brutto, brutto da vedere, veramente. Una tragedia con un epilogo altrettanto tragico. L'uomo Marco Turrin, 38 anni, che ha ucciso la 21enne braccato dalle forze dell'ordine, si è tolto la vita. Alessandra è stata uccisa a colpi di pistola nella casa che condivideva col compagno di 28 anni in Contraviale, la loro bimba di 2 anni e mezzo. Lei parrucchiera, lui tornitore, erano andati a vivere a Val di Molino da un paio d'anni. A toglierle la vita a colpi di pistola Marco Turrin, guardia giurata, residente a Vigo d'Arzara nel Padovano, quell'uomo che Alessandra conosceva bene, una frequentazione di cui anche il padre di Turrin era a conoscenza. Non ne sapevano nulla invece le colleghe del salone di parrucchiera dove Alessandra stava facendo l'apprendistato e che la descrivono solare e serena. Un'amicizia particolare che le ha strappato la vita nel fiore degli anni. Un colpo al volto, quello sparato da Turrin che poi si è dato alla fuga. Una caccia all'uomo finita col tragico epilogo a Vicenza Ovest dove il 38enne si è tolto la vita con la sua Glock. Nelle prossime ore infine è disposta l'autopsia sul corpo di Alessandra.